Parlamento. L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile. Mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Ti giri indietro e ti ritrovi in un mare di sé, ma io resto con te e ti voglio perché io con te sto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua. E se guardi bene in me, troverai una parte di te. Questi giorni tra noi non li venderei mai. Mi ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Il mio sangue freme, tu mi scorri nelle vene, io ti voglio, tutto il resto si vedrà. Sì, devi dirmi di sì, non mi scorderò mai quel bisogno d'amore che hai. Devi dirmi di sì, basta crederci un po', riprovandoci forse si può. Devi dirmi di sì, quel che c'è tra di noi son sicura non finirà mai. Se pensi un poco a me, ti accorgi che male non è. Puoi sorridere un po', farlo assieme si può. Io ti voglio bene, solo luce, non catene, coi suoi raggi il nostro cuore scalderà. Io con te sto bene, mi dimentico le pene, son felice, non mi pento, tutto qua. Sì, devi dirmi di sì, non mi scorderò mai quel bisogno d'amore che hai. Devi dirmi di sì, basta crederci un po', riprovandoci forse si può. Devi dirmi di sì,
ricordo bene tante favole serene, tante frasi dette con ingenuità. Amici, ascoltatori e più in generale elettori, questa settimana ha tanti argomenti di cui potremo occuparci, ma è bene sparigliare il campo, il tavolo da qualsiasi altro argomento, perché quello fondamentale, mai come in questo momento, mai come in queste ore, è e rimane quello del referendum. Perché? Perché questo referendum, il referendum sulla giustizia, non è semplicemente un referendum sulla riforma delle carriere della magistratura, è uno spartiacque fondamentale, è, possiamo definirlo, il fulcro fondamentale per capire se la nostra Costituzione è una Costituzione soltanto formale o è una Costituzione effettivamente materiale in ordine a quella che è la possibilità di un'attuazione concreta, così come dicono i costituzionalisti, soprattutto quelli che vengono definiti costituzionalisti bravi. E allora vediamo ancora una volta il quesito riferendario di che cosa si tratta. Allora, innanzitutto dobbiamo ribadire un concetto importante. Quando la sinistra e alcuni magistrati che sono per il no ci dicono ma in realtà bisogna fare attenzione perché comunque sia non c'è nessuna possibilità di riformare la Costituzione dall'interno, ma la Costituzione deve rimanere immutabile come tale, e riteniamo che ci sia scarsa informazione e soprattutto un po' di malafede. La Costituzione, la nostra, che è la Costituzione più bella del mondo e soprattutto la Costituzione dove i diritti fondamentali, le libertà individuali, tutto quello che passa per effettivamente l'attuazione dei diritti costituzionali, al proprio interno contempla la possibilità di un rinnovamento, contempla al proprio interno la possibilità di attuare quelli che sono i principi fondamentali, adattandoli alle singole situazioni che via via nel corso del tempo vanno a cambiare, vanno a mutare e soprattutto vanno ad evolversi. Considerare una Costituzione come assolutamente lettera morta, come se fosse una sorta di nave, di bastimento che deve dimorare vicino alla banchina e morire lì, significa non amare la Costituzione e soprattutto anche non comprenderla e non averla mai letta. Ci sono gli articoli finali, il 138 e seguenti della Costituzione, e soprattutto i commi di questi articoli che ci dicono come sia previsto un meccanismo di revisione costituzionale che dia la possibilità ai cittadini, agli elettori, di adattare quelle norme. E allora nel corso degli ultimi anni, mai come in questo momento, si è avvertita la necessità di avere davvero una terzietà assoluta del giudice, ma soprattutto una libertà effettiva dei magistrati giudicanti, oltre che degli stessi inquirenti, rispetto a quello che è il gioco, rispetto a quello che possiamo definirlo il nodo scorsoio delle correnti che spesso ha bloccato la libertà di autodeterminazione completa dei magistrati, soprattutto i magistrati, quelli che giurano sulla Costituzione, quei magistrati che rappresentano la stragrande maggioranza di coloro che amministrano giustizia all'interno del nostro paese. E su questo dobbiamo essere assolutamente chiari. Il 99,99% dei magistrati del nostro paese sono magistrati per bene, qualificati, magistrati che portano avanti quella che è non soltanto la Costituzione, ma la coscienza del proprio lavoro, quelli che non guardano al sabato, non guardano alla domenica, non guardano al cartellino, ma guardano a quello che è l'adempimento di una funzione di rango costituzionale nell'esercizio di uno dei poteri di carattere costituzionale, appunto il potere giudiziario, nel massimo rispetto di quello che
è il profilo della coscienza giuridica, il profilo della coscienza collettiva, ma anche della propria etica e quindi della propria morale. E che cosa avviene però? Come in tutte le regole, alcune volte le regole sortiscono delle eccezioni e in alcuni casi ci sono delle comprovate eccezioni sotto gli occhi di tutti, per cui quello 0,1, quello 0,01 di magistrati che non hanno rispettato la Costituzione, che hanno rispettato eventualmente il gioco correntizio e quindi la vicinanza ad un'idea politica ad un'altra, hanno saltato a pie pari quello che è il codice di procedura penale e soprattutto hanno saltato a pie pari quello che è il profilo della Costituzione. Ecco perché serve una regola, ecco perché serve una nuova norma. Se non ci fosse la necessità di disciplinare, di normare quelli che sono i casi della patologia giudiziaria, e potremmo dire che basterebbe fare riferimento a quella che è l'unica norma del diritto naturale da applicare, e possiamo fare riferimento ai filosofi della prima età moderna, i giusnaturalisti, Barda e Grozio, che affermavano che l'unica norma, la vera Grundnorm, che dovrebbe essere presente e soprattutto applicabile da tutti, è la norma che dovrebbe recitare più o meno così: la legge deve essere applicata. Ecco, il problema però qual è? Che al di là di quella che può essere la norma naturale, ossia la legge deve essere applicata e quindi sostanzialmente tutti devono obbedire alla legge, e poi ci vogliono le norme specifiche per far sì che questo principio sia suscettibile di un'attuazione. Allora si passa a quelle che sono le norme positive, quindi le norme che si trovano in ogni singolo ordinamento e quindi vengono definite appunto norme positive dai giuristi, perché ogni singolo ordinamento giuridico è differente rispetto ad un altro. In Francia abbiamo determinate regole, in Germania altre regole, in Italia regole ancora diverse, che sono tra l'altro di derivazione, alcune di loro romanistica, e quindi di derivazione anche gaiana. Ora, il giureconsulto Gaio amava utilizzare un'espressione, un brocardo che è rimasto inciso nel corso, possiamo definirlo, non solo dei secoli, ma dei millenni. Dura lex sed lex. Che cosa significa? La legge è dura, ma è legge e quindi va applicata. E allora, in questo caso, mai come in questo caso, quel brocardo noi dobbiamo renderlo attuale, perché c'è un articolo della Costituzione che non è tra quelli che sono toccati da questa riforma, ma è un articolo che spesso viene saltato a pie pari da parte delle forze politiche, soprattutto quelle di opposizione all'interno del Parlamento, da parte della sinistra, articolo che viene saltato però purtroppo anche da alcuni magistrati. Ci stiamo riferendo all'articolo 101 della Costituzione. Nell'articolo 101 della Costituzione, infatti, nella prima parte, il legislatore costituente, quello del 1948, quello che era riuscito a fare una sintesi tra diverse concezioni, diverse ingegnerie sociali dello Stato, ebbene, quel legislatore costituente aveva scritto così: la giustizia è amministrata in nome del popolo. Significa che non si fanno i processi di gogna mediatica, ci mancherebbe altro, non è che si fanno i processi di piazza, ma bisogna ascoltare quello che è il sentiment comune, perché se un intero popolo, se un'intera nazione ritengono che la giustizia debba andare verso una determinata direzione, quindi non è che stiamo parlando del 100% del corpo elettorale, ci mancherebbe altro, ma di quelle che sono le maggioranze parlamentari che si formano via via nei vari quinquenni, ebbene, quindi se c'è una maggioranza parlamentare che emana una determinata norma, e quella norma, ecco, così come dice il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione, quella norma va applicata, perché il secondo comma dell'articolo 101 della Costituzione ci dice un'altra cosa meravigliosa, ossia che il giudice è sottoposto soltanto alla legge. E allora, se c'è una norma che impone al giudice di essere sottoposto soltanto alla legge e gli si dà però la più ampia libertà poi di interpretare la legge, in alcuni casi anche in modo patologico, l'abbiamo visto per quanto riguarda l'applicazione di alcune sentenze che riguardano l'utilizzo
dei centri di rimpatrio e l'utilizzo dei centri di smistamento degli stranieri che in modo clandestino spesso cercano di arrivare in Italia, comunque sia, se c'è una norma che impone di essere applicata al di là di quella che può essere una deriva della norma, anzi dell'interpretazione da parte di qualche singolo magistrato, significa che allora il giudice deve applicare la norma e non la può saltare e soprattutto non la può cancellare e possiamo dire non la può creare. Ecco, sta passando in secondo piano, cari ascoltatori, è quello che è un altro concetto che in realtà in modo plastico sta venendo fuori in questi giorni, in queste ore. Ci sono gruppi di magistrati che non stanno semplicemente criticando la norma, ma stanno facendo campagna elettorale contro questa norma costituzionale, quindi contro la riforma della separazione delle carriere che è stata introdotta addirittura con legge di rango costituzionale, approvata da entrambi i rami del Parlamento. E qui possiamo dire che siamo nell'ambito del rispetto del 101 della Costituzione, dell'articolo 101, secondo comma, cioè anziché applicare la norma si fa il possibile per demolirla, questa norma, da parte di alcuni magistrati che fanno campagna elettorale quotidiana per demolire questa ipotesi di riforma della Costituzione. Ma questo significa davvero rispettare quello che è il principio della separazione dei poteri? È come se al contrario, sostanzialmente, e ci fossero dei parlamentari fuori dai tribunali, in giro per l'Italia, che essendo titolari del solo, si fa per dire, solo potere legislativo, durante quello che è lo svolgimento di un processo si mettano fuori dall'aula di giustizia o addirittura entrino all'interno dell'aula di giustizia dicendo no, dato che noi siamo parlamentari, noi chiediamo ai giudici di fare la sentenza in questo modo, secondo i nostri desiderati, di emettere un'ordinanza, una sentenza, secondo quella che è la nostra visione. In quel caso saremo davanti a un caso evidente, palese di violazione della separazione dei poteri, un caso inusitato, possiamo dire di violenza verso la Costituzione. E non possiamo parlare di violenza al contrario in questo caso, cioè non c'è forse un esercizio esorbitante di quelle che sono le prerogative di alcuni magistrati schierati peraltro in alcune specifiche correnti dell'ANM contro quella che è una riforma normativa che esiste in realtà, che è già attuata nel 95% di tutti i paesi dell'Europa comunitaria, tranne che in Bulgaria e in Turchia, ma di questo stiamo parlando. E allora ecco perché dobbiamo intenderci. Qui nessuno vuole criticare e nessuno vuole soprattutto muovere qualche cosa di politico contro quella che è la normale e corretta gestione del processo, quella che è la normale e corretta gestione di tutto quello che riguarda il processo accusatorio. Sappiamo tutti che nel 1989 il processo penale in Italia è cambiato, si è trasformato da processo inquisitorio a processo accusatorio, quindi dovrebbe essere un processo di parti distinte dove ognuno si gioca le proprie carte e soprattutto nel contraddittorio processuale poi emerge quella che è la verità con parità assoluta tra accusa e difesa. E poi c'è il giudice, l'autorità terza, ma effettivamente terza, imparziale, equidistante dalle parti, che emette la sentenza. È quello che il padre di questo codice, quindi ci stiamo riferendo a Giuliano Vassalli, che era di estrazione socialista, che non era certo di estrazione di centrodestra, aveva sempre ipotizzato, aveva preconizzato anche sotto il punto di vista dell'attuazione, ma ciò non è avvenuto e dopo 30 anni e più da quella riforma è necessario oggi passare a quelle che sono le attuazioni di quel codice di procedura penale attraverso le innovazioni legislative di rango costituzionale, attraverso quelle che poi saranno le norme subordinate che saranno di carattere ordinario, che daranno attuazione a questo principio. Ma è qualche cosa che vuole soltanto la destra o il centrodestra?
come alcuni magistrati e soprattutto come la sinistra ci stanno prospettando in queste ore, e purtroppo per loro non è così. Abbiamo infatti magistrati, ex parlamentari addirittura della sinistra, ex giudici e presidenti della Corte Costituzionale come Augusto Barbera, che non solo è stato presidente della Corte Costituzionale fino al 2023, ma è stato anche ex parlamentare non del PD, ma addirittura dell'ex Partito Comunista. Ebbene, lui, pur appartenendo ad una determinata estrazione intellettuale che è diversa rispetto sicuramente a quella di chi in questo momento vi parla, Augusto Barbera si è schierato prepotentemente a favore del sì come ex presidente della Consulta, quindi come ex presidente della Corte Costituzionale, ritenendo che questa riforma non solo sia in linea con i principi fondanti della nostra Costituzione, ma ne dia attuazione. E sullo stesso piano si è posto il professor Giulio Prosperetti, vicepresidente emerito della Corte Costituzionale, anche lui di estrazione centrista e non certo di estrazione di centrodestra, che si è posto a fianco a questo tipo di impostazione. Per non parlare poi di quelle che sono le dichiarazioni, le indicazioni che anche di recente ha fornito Sabino Cassese che spesso è stato tirato in ballo, è stato tirato per la giacca anche dalla sinistra in giro per il paese, e che ha evidenziato come questa riforma in realtà sia assolutamente fondamentale per evitare che nel nostro paese ci sia una sorta di quarto potere. Sabino Cassese infatti anche di recente ha sottolineato questo tipo di impostazione. Io non vorrei, dice Sabino Cassese, che insieme al potere legislativo, al potere esecutivo e al potere giudiziario, a causa del comportamento di alcune procure, ci sia il quarto potere, ossia il cosiddetto naming e shaming. Che cos'è il naming e shaming? È l'odio che viene fuori attraverso quella che è un'iscrizione all'interno di un semplice registro degli indagati, come per dire: tu vieni additato di essere sottoposto ad un procedimento penale, ma essere sottoposto a un procedimento penale o ricevere un avviso di garanzia non significa essere colpevoli, significa essere sottoposti al vaglio obbligatorio, perché l'azione penale è obbligatoria nel nostro paese, per verificare se il reato c'è stato, se è stato commesso o meno. E dice Sabino Cassese, siamo ad un momento in cui però nel nostro contesto e nel nostro Stato il solo fatto di essere tirati in ballo all'interno di un procedimento penale da parte di un pubblico ministero e costituisca di per sé già una condanna ante litteram, una condanna anticipata. Da ciò ne viene fuori il naming shaming, che è qualche cosa che rimane purtroppo a segnare l'individuo, che è qualche cosa che rimane a segnare anche l'attività del singolo e l'inserimento del singolo all'interno di un contesto sociale. E allora, quando si parla di riforma costituzionale, per essere un po' più semplici e chiari, ecco, potremmo fare il vecchio esempio che magari qualcuno ci dice: ma dobbiamo parlare non soltanto a chi si occupa di processi e di cause, non soltanto a chi in qualche modo è nelle aule di giustizia e non lo è mai stato, ma dobbiamo parlare alla massaia di Voghera o a quella di Canicattì. Ebbene, allora piace a noi fare questo tipo di esempio. Pensate un po' che fino al 1975 nel nostro paese, uno dei paesi che appartenevano al G7, in alcuni casi addirittura al G5, uno dei paesi più industrializzati al mondo, ebbene fino al 1975, quando poi c'è stata la riforma del diritto di famiglia con la legge 151, i figli nati fuori dal matrimonio venivano chiamati figli illegittimi rispetto a quelli che erano all'interno del matrimonio, venivano chiamati invece legittimi. Bene, una madre che aveva un figlio all'esterno del matrimonio e un figlio all'interno del matrimonio, è chiaro che si rivolgeva a entrambi i figli ritenendoli figli della stessa madre. Ma quella qualifica, quell'appellativo, quella distinzione che rischiava di essere cromosomica, se non addirittura genetica, non faceva sentire in qualche modo
addirittura più illegittimi di quanto non lo fossero i figli nati fuori dal matrimonio. E così quando ci poniamo davanti alla madre giustizia, è vero che la madre giustizia e quindi il magistrato giudicante dovrebbe trattare a quel punto allo stesso modo quelli che sono i figli legittimi rispetto a quelli illegittimi, ossia i figli che sono rappresentati dalla difesa e i figli che sono rappresentati dall'accusa. Ma in cuor loro i figli illegittimi, solo perché fanno parte di una categoria diversa, in cuor loro affronteranno il processo, affronterebbero quella che è la dichiarazione finale di un processo che si sostanzia in una sentenza con lo stesso tipo di animo, con lo stesso tipo di approccio psicologico di quelli che vengono ritenuti invece i figli legittimi solo perché fanno parte dello stesso ordine, della stessa carriera o dello stesso concorso giudiziario? Ecco, è questo il quesito di giustizia, il quesito costituzionale che ci impone di andare a votare e soprattutto votare sì per dare piena attuazione alle nostre norme e ai nostri principi costituzionali. Avete ascoltato